iniziano, siamo su FIFA 16 Demo, siamo senza webcam perché io giovedì devo partire, quindi devo fare un po' di video veloci e devo, come si dice, devo editarli in maniera più veloce per poterne fare di più. Vai raga, siamo con la nazionale femminile raga, e adesso voglio, il mio sogno non è tanto quello di... non è tanto quello di fare bene, giocare bene, ma andare in spogliatoio, ragazzi. Se non voglio essere preso come maschilista o cosa, però pensare alle fanciulle in spogliatoio è sempre stata una mia perversione comendiana. Vabbè, dai, basta cazzeggiare. Andiamo. Ok, ragazzi, al Borussia Park, le fanciulle sexy che si danno battaglia. Vai! Vediamo di riuscire a fare qualcosa di meglio rispetto alla prima partita. Vediamo come giocano. Vediamo se c'è la differenza più che altro, se si vede che è un calcio magari meno fisico e comunque tecnico, perché ragazzi le donne sono tecniche. Vai raga. Vediamo ste fanciulle. E anche se giocano a calcio nei piedini sexy, come piace il cume. I portieri sono curioso di vedere, perché i portieri forse nel calcio femminile sono quelle, a parte insomma quelle forti, ma sono i giocatori che hanno sempre più difficoltà nel buttarsi in un certo modo. Almeno quello che vedo io guardando il calcio femminile. Occhio, molto bene. La Solo, per esempio, forse la portiere più forte delle fanciulle, la Buffon delle donne. Gli Stati Uniti sono una bestia nel calcio femminile. Dai ragazzi, dai. Voglio più sexità però, voglio... dai, ste donne, che tante sono veramente belle, veramente. Cioè, che non è vera sta storia che le donne calciatrici sono brutte, anzi. Cioè, ce ne sono veramente tante di belle, come Italia, cioè, quelli che ricordo io forti, la Panico, sicuramente. La Carolina Morazza ha fatto la storia, cioè... e dopo forse la cosa, la... No, chi cacchio è la sorella di uno? La sorella di uno comunque. No, mi sembra, la sorella di Gabbiadini forse. Eh sì, la sorella di Gabbiadini, vabbè. Vai, in vacanza, vai holiday. No, ma neanche con le donne riesco a fare un cazzo. Mamma mia, fioi. Comunque, cioè, ecco, sono sincero, ripeto, è la seconda partita proprio assoluta. Però, cioè, non è che vedo una differenza abissale tra la partita di ieri e quella di oggi. Forse sono io che posso essere anche rincoglionito, per carità di Dio, però... Aspetta, faccio una fatica, ragazzi, mamma mia. Cioè, boh, non riesco, se non so. Sicuramente la demo di PES mi entusiasmato di più all'inizio. FIFA è sempre FIFA, per carità, e non voglio criticarlo. Però è vero che comunque sembra più un aggiornamento della demo del 15. Klingenberg. Bravo. Il Cume. Mamma mia, peccato. Prima azione degna di nota del Cume dopo 2000 ore di gioco. No, scherzo, è la seconda partita. Dai, vogliamo il gol, deve toglierci la maglietta, fioi. Invece a me l'idea degli spogliatoi, ragazzi, ma in tutti gli sport, quando giocavo io, che magari c'era dopo la scuola femminile, anche di basket, madonna, già un cume porco da piccolo. Morgan. Ragazzi, ricordo la webcam non l'ho messa per una questione di tempo, perché giovedì, cioè domani parto, quindi sto caricando un po' di video per avere la copertura del canale, Chiedo perdono. Comunque ho fatto un video di Formula 1 con la web e i primi minuti non sono sincronizzati, poi sì, forse ho capito il problema, però fioi. Stiamo giocando meglio con le donne, però vedi come si trova bene con le donne. Però vedi, le donne non sono solo sexy e belle, ma hanno tantissime qualità, tra queste che giocare a calcio, perché io le ho viste giocare sia dal vivo che in televisione. Hanno una tecnica tante volte anche superiore a quella di noi maschietti. Certo, chiaramente fisicamente sono un po' più in difficoltà, però veramente i piedini che hanno, fioi, in tutti i sensi, perché il piedino della donna è una delle cose più belle del mondo. Occhio, ecco, però cerchiamo anche di... Mamma mia. Vai solo. Ian solo, fioi. Questo è forte,
Cioè, c'è il Brasile con Marta, ragazzi. Mamma mia, quella là che sbarro. Penso che gioco contro di lei, non vedo palla praticamente per un 102 anni. Vai. Niente, non riusciamo a trovare il primo gol sulla demo di FIFA. Guarda che roba! Certo che boh. Non riesco a vedere differenze incredibili, perché cioè, la differenza tra la parità di maschile e femminile c'è, nei ritmi, nelle cose. Io qua non la vedo, sono sincero. Ah, santo cielos. Occhio. Occhio, Beppe, occhio. Bravo. Terrific tackle. Dai, Wamba, che è un'altra forte. Vai la Wamba. Vai la Wamba, ragazzi, signori, la Wamba. La Wamba, grandissima Wamba. Rapinoe, la Rapinoe. No, ma che tiro, ma che roba ho fatto, madonna. Che di merda che sto giocando, fioi. È tutto abbastanza curioso in questo mondo. Dai, Kume, dai. Ah, santo cielo. Brava, 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 brava. Dai, 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 dai. Corri, corri, piccolina. Ah, sì, piccolina, che sbaglio, queste qua sono più grosse di me. Attenzione, che azione delle teutoniche. Ecco, sembra più veloce sicuramente, un po' più frenetico. Vai Beppe. La Wamba che sbaglia tutto, ma il Kume non c'è, Fioi. Fioi, dobbiamo riprendere la mano. Mamma mia. Santo cielo. It's a wonderful goal. Siamo in crisi, Fioi, siamo in crisi. Vedi, non puoi più fare lo scatto così, questa è una cosa positiva. Ma la crisi è nera, Fioi. Crisi nera. Il Kume non riesce più a giocare bene, fa piacere. Ma no, ma devi darla di là, ma perché? Era mirata in fascia dal centro, ma Dio santo. Non c'è nei bestemmioni con FIFA, ragazzi, ufficiale, eh? Anche quest'anno mi sono fermato in divisione 2, cazzo, però mi ha rotto i coglioni la FUT. Io spero che possa essere un attimo migliorato, perché... Vai. Dai. No, ma perché no? No, sto incazzando, però, eh. Allora, se questo numero però fanno, eh. Vedo un po' abusato sto numero, eh. Sia maschi che femmine. Ecco. Siamo in crisi, Beppe. In teoria nelle demo non faccio mai un cazzo. Le due vittorie con il Liverpool sono già cancellate da queste demo inguardabili. 2 partite, 2 sconfitte. Bene, direi che è positivo. Non ho parole, Fioi. Ecco. Ciao. Sembra AI di questa, però. Total disaster. Oh, com'è? Madonna, ma che roba è? Inizio veramente curioso. Jennifer Lawrence, no, peccato. Ma direi che sono tanto forti queste donne. Pensavo veramente completamente un gameplay diverso. Invece no, guarda che non si però, figa, spara. Ahia. Buono. Finisce qua, ragazzi. 2 partite e 2 sconfitte. Che dire questa seconda partita? Non riesco a vedere grosse differenze tra il gameplay maschile e femminile. La cosa mi incuriosisce un pochino. Devo svegliarmi perché ho cominciato FIFA 16 nella maniera peggiore possibile.
Raga, ho salutato il comandante veneziano e ricordo non ho messo la web perché sto registrando, perché giovedì, cioè domani, vado via, quindi ho bisogno di gameplay più rapidi. Raga, un saluto da Comando. Bene, ciao!